A te, grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde. Noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marina d'Italia, da questa sacra nave armata della patria, salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio. Perché diciamo che, visto la situazione, ho ritenuto che gli ideali lanciatori della corona fossero proprio Aquilina e Nastro, cioè come proprio figli di... Si è fatto carico di tutta la logistica di questa cerimonia. Ripeto, io vi ringrazio di cuore per aver partecipato, perché naturalmente, come ha detto l'ingegnere, Alfino Toscano, che per tanti anni ha tenuto viva la memoria di questo terribile attentato, questo tragico episodio, organizzando proprio dei viaggi qui in Tunisia. Io ho avuto modo di partecipare, volevo farvi presente partecipare a uno di questi incontri tenuto a Capobon e poi con una sulle ronde. Il crociatore da Bastiani rimaneva al suo posto di comando di combattimento in una suprema dedizione alla patria e alla marina, deciso a condividere la sorte della nave che si inabissava in un alone di gloria, con essa eroicamente scomparita, additando alle schiere dei suoi dipendenti la via del dovere e del sacrificio. Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941. Giorgio Rodocanacchi, capitano di Verceto, medaglia d'oro per la dignità alla memoria. Comandante dei microfotori, destinato a compiere una missione delicata e particolarmente rischiosa, si dedicava con appassionata competenza alla preparazione della sua nave. L'opera che voi svolgete nella società civile, di tenere viva la memoria, no? Le tradizioni, direi anche i valori morali, perché oggi tutto ruota intorno ai valori materiali, mentre noi vogliamo sottolineare i valori morali che hanno guidato i nostri predecessori e tuttora, ritengo, i militari che operano anche, diciamo, in terre lontane, in Afghanistan, quindi sono circa 7.000 militari, marinai, e quindi ecco, io volevo proprio ringraziare di cuore, ecco, per quello che voi avete fatto in questo momento. Giusto una piccola parentesi, l'ufficio militare qui serve da collegamento con le forze armate tunisine,
sui valori che in qualche modo cerchiamo di rappresentare. E proprio stamattina ripetevo che questi valori sono scritti nel nostro statuto, ma soprattutto sono scritti nel nostro cuore e nella nostra mente. Quindi lo facciamo col trasporto, ci sottoponiamo anche a qualche sacrificio per fare queste cose come abbiamo fatto oggi. Riteniamo che oggi sia stata per noi una bellissima giornata, perché fare un incontro in mare con un'unità della Marina Militare non è di tutti i giorni. Quindi siamo particolarmente contenti e siamo contenti anche di essere qui in questo che ho poco fa definito Parco della Memoria, o come vogliamo, delle rimembranze, come vogliamo dire, dove abbiamo anche qui i nostri proprio eroi della Barbiana del Giussano. Quindi procediamo con piacere a questa piccolissima cerimonia. Richieda dei marinai, a te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, Dio benissimo di vento e di onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali di marinai cari, da questa sacra nave armata della patria diamo i cuori. Salva e risalva nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione, dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda grande imprese e frutti servono a lei, poi sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cinghia di difesa petti di ferro, i forti del ferro che cinge questa nave, a lei per sempre dona vittoria. Benedice il Signore delle nostre case lontane, le care gente, benedice la calente notte il riposo del popolo, benedici noi che per esso veniamo in alpi sul mare, benedici. L'Italia!